Nonostante un anno fa scattò la sospensione degli amministratori delle società che gestiscono le merci e i servizi al porto di Palermo, le mani della mafia vi sono sopra in maniera sempre più forte. Quelle stesse società oggi sono finite sotto sequestro per decisione del Tribunale Misure di Prevenzione. La presenza e l'influenza di Cosa Nostra sono ancora forti. Ne sono convinti gli agenti del centro operativo DIA di Palermo, guidati dal colonnello Giuseppe D'Agata, che ha anche subito minacce di morte assieme al giornalista Lino Abate e al senatore Beppe Lumia. Queste le 5 società raggiunte dal provvedimento: Newport SPA, Portitalia SRL, TCP Terminal Containers Palermo SRL, Compagnia Servizi Portuali SRL e Tutrone Società Cooperativa ARL. I veri proprietari sarebbero esponenti legati a Cosa Nostra che non figurano nella compagine societaria e si affidano ad alcuni prestanome, semplici operai che fingono di essere titolari. Le indagini della DIA, coordinate dal procuratore aggiunto Vittorio Teresi, si sono concentrate in particolare su una ventina dei 218 della Newport. 4 sono risultati affiliati o contigui alle famiglie mafiose: Antonino Spadaro, classe 56, ancora Antonino Spadaro, classe 48, Maurizio Gioè, Girolamo Boccafusca. Ad insospettire gli investigatori dopo la sospensione degli amministratori nel giugno del 2011 fu il passaggio di consegne tra Newport e 2 nuove società, Portitalia e TCP. Furono costituite lo stesso giorno e soprattutto con le stesse compagini societarie, un tentativo, secondo i magistrati, di mantenere il controllo del porto da parte della mafia.